Siamo qui in questa splendida cornice. Noi amanti della nouvelle cuisine. Abbiamo appena terminato di mangiare questo fantastico pranzo con gli Schiantos qui alla trattoria da Vito. Non so come, ma faremo un videoclip adesso. Vito Vita ci tiene molto a farsi la foto davanti alla casa di Guccini. Non è molto originale, però che chiunque sia. Ecco, abbiamo persino coinvolto gli Schiantos, che poveracci. E qua. Questa qui. 43. Abbiamo trovato la location. Buona la prima. Vai. Questo pezzo è un super pezzo, perché noi siamo andati a registrarlo all'estero. Mica in Italia. All'estero. Questo pezzo è un super pezzo, perché noi abbiamo anche fatto il video, il filmato, E l'abbiamo messo su YouTube. sì. Questo pezzo è un super pezzo, perché per registrarlo noi abbiamo speso 1 miliardo. No, di euro. E così, anche se la composizione fa schifo, per questi motivi lei è diventata un super pezzo. Un super pezzo. Questo pezzo è un super pezzo perché a registrarlo con noi c'era il mitico Paolo Rigotto. L'unico fonico al mondo che registra soltanto su 48.000 piste. 48.000. Ma soprattutto questo pezzo è un super pezzo, perché a registrarlo per noi ci sono gli Schiantos. Mica Ennio le storie tese. Si sono sciolti. E così, anche se la canzone fa schifo, a causa di questi motivi lei è diventata un super pezzo. Un super pezzo. Questo pezzo è un super pezzo, e adesso noi ve lo facciamo sentire. Donne, bambini, è arrivato il super pezzo. Eccolo. E un grazie agli Schiantos per questa grande performance. Prima della pioggia, yeah! Ragazzi, ma vi rendete conto? Gli Schiantos, proprio gli Schiantos, con Paolo Rigotto alla voce, che fanno una canzone dei poveri illusi! Sì, fanno un pezzo. No, un super pezzo. Ed anche questo lo trovate su Poveri Illusi and Friends. E non è per fare i lecchini, ma tutte le volte che gli Schiantos suonano la nostra canzone non è come per gli altri gruppi. Loro ci mettono più grinta, più rock, più storia. Veramente. Grazie.